è stata presentata nei giorni scorsi la 406esima edizione della Fiera di San Marco, che, come da consuetudine, si svolge nel mese di aprile a Lendinara. Ricchissimo è il calendario della manifestazione, che si articolerà fra mercatini, convegni, mostre e Luna Park dal 17 aprile al 1 maggio. La storica fiera lendinarese è stata organizzata anche quest'anno grazie al contributo di molte associazioni, tra cui la Proloco e la Coldiretti, che si sono messe in prima linea per proporre un programma ricco di eventi di primaria importanza. Oltre alla già conosciuta iniziativa Pane, Formaggio che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 aprile in Piazza Risorgimento, il Liston quest'anno ospiterà anche la Golosona, un mercatino di prodotti tipici artigianali che gira per tutta Italia e che toccherà per la prima volta la provincia di Rovigo dal 28 aprile al 1 maggio. Moltissima attesa c'è anche attorno al tratto raduno d'epoca organizzato dalla Coldiretti, che quest'anno prevede anche la sfilata dei mezzi agricoli trainati dagli animali, come avveniva prima dell'avvento delle macchine a motore. Un'altra novità della fiera sarà l'aperitivo analcolico a cura dell'ACAT, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria e provincia di Rovigo, che si svolgerà sabato 28 fino alle 12 presso la loggia comunale. Non mancherà lo spazio all'agricoltura, nel paese che ha visto nascere la Coldiretti. Infatti, oltre alla Piazza dei Sapori e Campagna Amica, verrà organizzato anche il convegno Nuova tecnologia sulla riduzione delle emissioni dei motori New Holland, sulle macchine agricole di nuova generazione e a basso impatto ambientale, che si svolgerà lunedì 23 aprile alle 21 al Teatro Mignon. Il programma dettagliato della 406esima edizione della Fiera di San Marco è disponibile sul sito www.comune.lendinara.ro.it.